Folla delle grandi occasioni per la presentazione in anteprima nazionale del calendario Bellezze Venete 2012. Come tradizione, al Q di Padova, le ragazze rappresentanti dei singoli mesi, chiamate giù dalle scale all'americana, hanno sfilato davanti a giornalisti, fotografi, amici, parenti e qualche curioso. Bellezze Venete 2012 è il calendario nato 6 anni fa da un'idea del direttore artistico padovano Paolo Braghetto per valorizzare le ragazze di tutta la regione. Per il sesto anno consecutivo portiamo avanti questa operazione che ricordo anche a scopo benefico. È stata dura perché come tutti gli anni abbiamo fatto le selezioni, abbiamo fatte tante in giro per tutta la regione, abbiamo scovato più di 12 ragazze, infatti ci sono altri 2 mesi bonus anche quest'anno, quindi 14 mesi per non so quante ragazze, visto che ci sono anche le foto di coppia. Amiche qualcuna, in realtà ragazze prese un po' da tutta la regione che fanno anche dei lavori, non sono solo studentesse, ricordo a me non interessano solo le modelle o le fotomodelle, ma delle ragazze che siano magari alle prima esperienza e che abbiano voglia di mettersi in gioco e poi chissà se hanno fortuna come l'ho avuta qualcuna, io sono contento per loro e loro spero si ricordino anche un po' di me. Le ragazze che hanno posato davanti all'obiettivo del fotografo Luigi Pietro Scantamburlo provengono da tutto il Veneto e rappresentano al meglio la bellezza della nostra regione. Allora, è ben rappresentato, mi sembra che l'appello manchi solo Verona, che devo dire storicamente c'è un po' fatica, forse vanno più verso il Garda che verso l'Adriatico. Ci sono le ragazze anche dei monti, ad esempio c'è Stefania Furlan di Mel, quindi è arrivata da Belluno, una Bellumat che ha fatto tanta strada e a cui auguro di fare ancora altra strada. Poi c'è la ragazza di Rovigo, c'è ad esempio la Pamela Pavan, finalista di Miss Italia, questo sì bisogna dirlo, quindi abbiamo, ripeto, anche la ragazza che un po' è stata già vista, conosciuta, stampata sui giornali. Io da bravo, questo è quello che dicono, da talent scout, come mi pregio un po' di essere, credo e spero di aver trovato altri volti particolari. C'è una foto ad esempio tripla, la prima volta in tanti anni che faccio una foto in cui ci sono ben 3 ragazze nella stessa foto, cosa molto difficile, che spero, io auguro insomma, che abbiano successo come se lo meritano, perché sono belle dentro e belle fuori. Sono state selezionate non solo fotomodelle e finaliste di concorsi di bellezza, ma studentesse anche laureate, bariste, cameriere, commesse e impiegate, alla prima esperienza che hanno accettato di mettersi in gioco magari con l'ambizione di farsi strada nel mondo della moda e dello spettacolo. Ti chiami? Alice. Alice, com'è stata l'esperienza sul set? Un po' dura perché comunque ci hanno tenute 1 ora e mezza al freddo. No dai, sto scherzando. No, è stata particolare. È la prima volta comunque che lo faccio, quindi è sempre un'esperienza. Come ti senti a essere la rappresentante delle bellezze venete? Normalissima. Normalissima perché bellezze venete sono ragazze normali, quindi una ragazza normale. C'è qualcosa che ti aspetti da questo nuovo anno? Sì, personalmente? Tanti propositi ci sono sicuramente, non legati a questo comunque. Qualche sogno nel cassetto? Viaggiare, tanto viaggiare. Dove vorresti andare? All'estero, in particolare in Germania, siccome studio a un liceo linguistico mi piacerebbe approfondire. Com'è stata questa esperienza? Ti sei divertita? Sì, mi sono divertita tanto, però è stata strana. Ero con amiche, quindi anche bella. Ti sei rilassata? No. Eri tesa? Una via di mezzo. Cioè, era strano, più che altro. Essendo la prima volta, comunque era strano. Stefania Furlan rappresenta il mese di giugno in questo bellissimo calendario Bellezze Venete. Com'è stata l'esperienza e come ti trovi a rappresentare le bellezze venete? È stata molto entusiasmante, interessante, era la prima volta che facevo comunque un calendario e mi sono trovata bene, insomma ringrazio tutti quanti per la disponibilità. Ci vuoi raccontare qualche aneddoto di questa esperienza? Dov'è che avete fatto le foto? Abbiamo fatto le foto nel locale di Costa Vini, il Cacao Caffè che è in via San Francesco. E come ti sei trovata? Mi sono trovata bene, anche perché conoscevo il proprietario del locale, dato che comunque ho fatto il concorso Miss Costa Vini, cioè sono Miss Costa Vini, quindi comunque avevamo un rapporto di amicizia anche con il proprietario, mi sono trovata bene.
Questo calendario di bellezze venete appoggia anche un'associazione, l'associazione Mia Astenia. Siamo con Andrea Pagetta, responsabile di questa associazione. Parliamo di questa vostra collaborazione, di questo appoggio che vi ha dato il calendario Bellezze Venete. Sì, come dicevo durante la presentazione è stato Paolo Braghetto l'ideatore di questo evento che ci ha contattato chiedendo se potevamo in qualche maniera approfittare di questa splendida opportunità. Secondo noi abbiamo approvato questo gesto perché è un modo assolutamente originale e nuovo per noi per perseguire gli scopi dell'associazione, che sono quelli di far conoscere il più possibile la malattia che è la miastenia gravis, che è attualmente una malattia poco conosciuta e poco riconosciuta anche dai medici. Siamo con Francesca, un'ex bellezza veneta, ora che si è data al cinema con una parte nel film Vacanze di Natale. A Cortina vuoi raccontarci questa esperienza? Andate a vedere al cinema, che vi divertite sicuramente a vederla. È in questi giorni nelle sale. Ma com'è stata l'esperienza sul set? Molto divertente, specialmente con De Sica e la Ferilli. E questo calendario Bellezze Venete ti ha dato la spinta per questa carriera? Sì, ho fatto anche lo spot della team con la Belen e lo spot della Peroni e altre partecipazioni in piccole parti in altri film. Cosa ti piace di più di questo mondo? L'immagine. Tu hai creato i gioielli per queste ragazze, come li hai creati, a cosa ti sei ispirata? Ma è tutto frutto della mia fantasia. Io vedo le pietre, in base alle pietre che vedo creo il gioiello. Quindi non lo crei in base alla ragazza che hai davanti? No, io tra l'altro non ho visto le ragazze, è stato tutto a scatola chiusa e direi che il risultato si... Al termine della serata, foto di gruppo per le ragazze del calendario Bellezze Veneti 2012, con al centro il loro talent scout, il direttore artistico Paolo Braghetto, tutte sorridenti, accomunate dall'augurio di un brillante nuovo anno che possa portare loro nuove opportunità e realizzare i loro desideri futuri.